Autostart in movimento per la sesta corsa dall'Arcoveggio di Bologna, un bellissimo confronto per cavalli anziani di categoria B e C. All'1 Synergy, 2 Kralgido SM, 3 Espresso Italia, 4 Enterprise AS, 5 Atic DL, 6 Estasi di No, in seconda fila da solo con il 7 Ernesto Spritz. Corsa molto aperta, in cui è leggermente favorito Ernesto Spritz, preferito ad Espresso Italia ed Estasi di No. Comunque corsa davvero aperta a 1000 soluzioni. Autostart che prende velocità e stacca con la velocità di Estasi di No, che dal 6 addirittura scavalca Enterprise S di pacca e va al comando. Enterprise in seconda posizione, poi Synergy, quindi Kralgido SM all'esterno, Atic DL che prova a puntare in avanti, allo scoperto Kralgido SM tiene in terza ruota Espresso Italia, poi Ernesto Spritz 200 in 15,2, passa Atic DL. Sulla condiscendente Estasi di No, seconda pariglia per Kralgido SM, perché lascia sfilare alla fine Espresso Italia, 400 in 30,1. Atic DL al comando, Espresso Italia di fuori scoperto, in corda c'è Estasi di No, poi Kralgido SM, quindi Enterprise AS, Ernesto Spritz in terza pariglia esterna, in coda rimane Synergy. Se ne vanno 600 metri in 45,8 da parte di Atic DL, che una volta presa la testa ha rallentato il ritmo e ora guida a andatura di comodo. Estasi di No, seconda in corda, di fuori scoperto Espresso Italia, in pariglia Kralgido SM, precede Ernesto Spritz, 1 minuto e 6 decimi per la metà gara, comoda per la categoria, muove Ernesto Spritz che deve forzatamente anticipare i tempi, trovandosi in ultima pariglia. Il chilometro viene passato in 1:15,8 da Atic DL. Espresso Italia prova a premere all'esterno, Ernesto Spritz che scavalca Kralgido SM, poi ancora Estasi di No e quindi Enterprise AS tende a passare Espresso Italia nei confronti di Atic DL, si libera Estasi di No che lascia in mezzo alla pista Ernesto Spritz che insiste nella progressione, 14,5 di là, Espresso Italia in vantaggio. All'esterno c'è Ernesto Spritz in corda in attesa dell'open stretch, Estasi di No, la retta d'arrivo per Espresso Italia che l'affronta con una di margine nei confronti di Ernesto Spritz che ci prova sul passo, Estasi di No che va di dentro, Espresso in vantaggio su Ernesto ed Estasi, Espresso Italia che se la guadagna tutta e viene a vincere su Ernesto Spritz. Al terzo posto finisce Estasi di No. 29 ad arrivare, 1:14,2, Edoardo Locisano guida alla perfezione Espresso Italia. I colori della scuderia Giovane Italia, vittoria per il 5 anni da Maharaja e Unique Griff in percorso scoperto. Edoardo Locisano che lo porta al traguardo sicuro, netto, nei confronti di Ernesto Spritz che fa il secondo. Al terzo Estasi di No in numeri 3, 7 e poi 6, l'ordine d'arrivo della sesta.